Non ce l'ha fatta Thomas Modesti, il 27enne di Bassano del Grappa, che nel primo pomeriggio si è scontrato con la sua moto contro un'auto. Il dramma Rosà lungo l'SS 47 in via Capitano Alessio, all'altezza dell'incrocio con via dei Bersaglieri. A nulla è servito l'intervento immediato di un volontario del SUEM 118 fuori servizio che ha praticato sul giovane il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. I sanitari hanno lavorato a lungo, sembrava che le sue condizioni, seppur gravissime, si fossero stabilizzate, ma una volta portato al San Bassiano il suo cuore ha smesso di battere. Modesti stava procedendo verso sud, verso il centro del paese, quando è stato centrato in pieno da un Audi con a bordo 2 persone. Uno scontro tremendo, l'auto mezza distrutta con gli airbag che sono scoppiati dalla violenza del colpo. Il Centauro è stato sbalzato sull'asfalto, facendo un volo di diversi metri, sbattendo violentemente la testa a terra. Nonostante il casco, un trauma troppo grave, una scena tremenda, come ci racconta una residente ancora sotto shock, tra le prime a chiamare i soccorsi. Mica solo visto il volo che ha fatto il ragazzo. Mi sono scioccata perché 4 anni fa ho fatto a me nipote e ho rivissuto tutto. Mica faccio mia figlia. Fa presto, chiama l'ambulanza perché questo qua io ho occupato. E basta. E dopo 6-7 minuti si arrivai, io ho prestato subito i soccorsi, tutto quello che serviva. A me Mario che ha tolto un ombreo poverino, io ho messo là, è stato sempre là finché siamo andati via per fare ombra perché è in mezzo a strada per terra. Sul posto per i rilievi la polizia stradale, in attesa delle perizie, entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro ed è stata aperta un'indagine per omicidio stradale, l'ennesima giovane vita spezzata sulle nostre strade.